Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici vicini e lontani, soprattutto quelli lontani, perché chiaramente noi sappiamo che voi siete dall'altra parte del web. Va bene. Bene, oggi abbiamo tanta carne al fuoco, vi ho promesso che oggi il De Garda vi presenterà i nuovi circuiti. Questo, che è di Arthur De Garda, è questo, l'occhio di Horus, con l'Orobus, come si chiama quella cosa intorno? Sì. Uroboro, che poi ogni periodo lo chiamano come vogliono. Ma Poi sì. ieri abbiamo presentato questi due circuiti e il De Garda oggi presenterà i nati del giorno. A tal proposito mi sono accorta che le tavole sono rimaste di là. Lei è precisa, no? Però abbiamo spostato perché abbiamo dietro tre amici, tre Buddha, no? Che vogliono stare qui con noi e quindi abbiamo pensato che questa location è un più performante che l'altra, no? Quindi ripeto, questi due li abbiamo visti ieri mattina, no? E quindi per chi non ha potuto seguire la live di ieri può andarla a vedere nei nostri canali, i nostri pregiati canali o nei migliori canali di Face, chiaramente di Laura Ciofini e Paola Cherilli e altre persone che ci permettono di postare. E poi stamattina, a colpo di scena, avremo due new entry che chi ha già potuto scaricare nel sito capitano.alterito.org oppure sempre nei migliori gruppi Facebook o di chi ci permetterà di postarli in futuro, no? Però voi sapete che il gruppo di Paola Cherilli e Laura Ciofini sono ormai dei gruppi tosti number one. Bene, salutiamo i nostri amici che sì, quelli che ci hanno iscritto per ora salutandoci, Luigina, Monica, Rosanna, Cinzia e un'altra Cinzia. Bene, buongiorno, benvenute. Buongiorno. Dobbiamo dire che questa mattina non si fanno le domande con le sibili, esatto, perché non è uno spazio al mattino, gli appuntamenti delle 10 non saranno mai dedicati almeno alle 10, poi tu quando farai le tue dirette saranno sicuramente un altro orario, ma noi da questo momento in poi, salvo modifiche che vi verranno notificate, le dirette delle 10 sono dedicate a queste rubriche legate alla radionica, legate all'astrologia antica, alle materie esoteriche, eccetera. Dunque non è per le letture. Per le letture vi rimandiamo agli appuntamenti serali che già conoscete. Sì. Io mi accorgo che sento che questa è la strada giusta per poter soddisfare tutto il range di persone che ci seguono ormai. Esatto. Questo martirio lo condividiamo insieme, no? Sì. Grazie. Vi voglio ricordare che questo video più o meno sarà visto da 300-400 persone solamente oggi, una cinquantina sui vari canali, 80-100 su quello di De Garda e 200-300 sui più pregiati gruppi di Facebook, tra cui i nostri due e altri di Laura Ciofini e Paola Cherilli e altri che osano, perché noi diciamo cose che molti non osano dire, pensano ma non dicono. Noi invece lo diciamo con la mascherina. Io però no. Vabbè, lei ha l'assicurazione sulla vita. Via, ecco. Andiamo avanti. Cosa ci proponi, cara Ildia, oggi? Allora, oggi intanto diamo le previsioni del giorno, che arrivano già tardino, perché in genere le previsioni del giorno arrivano all'alba, o comunque alle 7, alle 8 del mattino, ma noi alle 10. Allora, giornata di mercoledì, di Mercurio, dunque è una giornata sicuramente movimentata in modo diverso rispetto al martedì. Vi siete accorti, penso ieri, che la giornata è andata incalzando, sicuramente molte cose sono venute fuori. Ieri avevamo determinati influssi, oggi con Mercurio le cose cambiano, sono spostate su un piano mentale, sulle comunicazioni, sugli scambi, dunque oggi avrete probabilmente un incremento di telefonate, messaggi, piccoli e veloci spostamenti, tutto quello che appunto è il settore di Mercurio. Poi ciascuno, in base alle proprie forze astrali al momento della nascita, applicherà queste o vedrà, vivrà, esperirà questi influssi nelle direzioni volute dagli astri del proprio giorno.
Allora, cosa significa le costellazioni, insomma, che cosa colorano? Vediamo un pochino com'è la giornata di oggi. Come ho detto, appunto, forza di Mercurio, dunque anche più rapidità di ragionamento, dunque può essere appunto un buon momento, una buona giornata per anche riflettere su certe cose, anche studiare, imparare molto rapidamente determinate cose. Dunque, se dovete sostenere degli esami oppure delle prove, oggi la mente vi sosterrà. Tra l'altro abbiamo altre due bellissime costellazioni di aria proprio all'apertura del quadrato, vale a dire che la Luna oggi attraversa 7 costellazioni per la precisione e le prime 2 sono di aria, dunque oggi tanta aria, tanto mentale, come ieri avevamo tanto fuoco, oggi c'è tanta aria, dunque non intestinale, devo spiegarlo perché magari qualcuno che si collega adesso pensa, ma siamo dentro una chat di gente che volevo essere seria e professionale. E invece Marietta pensa solo che qualcuno pensa, ma questo è Marietta. Come non detto, va bene. Quindi occhio gloria pubblici. Andiamo avanti, tu hai mascherina, ricordati io, no? Vabbè. Allora, questa è una scappata. Era lì che passava. Mi fai sudare. Allora, ma dove è incentrato soprattutto la nostra mente, la nostra intelligenza, diciamo così, soprattutto nei rapporti, nelle transazioni, legate anche alle questioni della giustizia, perché abbiamo bilancia in primo piano, in primo aspetto, dunque anche la cura del sé. Oggi potremmo essere più aperti anche a questo, magari qualche piccolo spostamento sarà proprio per andare in qualche centro o per i capelli, lasciamo perdere i miei stamattina, insomma per cose di matrice bilancina, dunque anche appuntamenti a teatro, canto, ballo. Oggi è una giornata molto movimentata per tutte quelle che sono queste direzioni, questi settori. Abbiamo in opposizione Acquario, dunque probabilmente ci sarà qualche sforzo, qualche contrasto in più, soprattutto legato al contesto sociale in cui ci troviamo, perché Acquario porta contrasti con persone del ceto e del tessuto sociale dove ci muoviamo, dove lavoriamo, dunque oggi aspettiamoci magari una qualche opposizione di questo tipo. Se non è in questa direzione, comunque l'opposizione di Acquario ci mette in guardia tutti gli argomenti legati alla circolazione. Possono essere la circolazione, cioè può essere la circolazione fisica proprio del nostro corpo, come può anche essere la circolazione per strada, in maggior ragione perché dietro c'è Scorpione. Dunque attenti oggi al volante, saremo sicuramente molto movimentati, come ho detto, per l'influsso di Mercurio così forte e dunque attenzione in strada, tanto d'occhi, meglio essere prudenti. Come chiude questa giornata? Gemelli Cancro sono 2 costellazioni che parlano di situazioni emotive, soprattutto nell'ambito della famiglia. Dunque è probabile che oggi ci sia magari qualche sforzo, qualche tensione in più a risolvere certe dinamiche, certe circostanze. Non è da escludere comunque un'impronta emotiva che si ripercuote sul piano mentale. Cosa voglio dire? Attenzione, perché chi è già sensibile o incline alle forme depressive oggi potrebbe sottovalutare certi aspetti e magari vivere un piano emotivo e mentale più sensibile, più fragile. Stai dicendo lontano dalle lamette, dai punti, no, non siamo dai colpi di pistola. No, non siamo a quei livelli, perché comunque la costellazione bilancia spinge, che è proprio in apertura di questa giornata, spinge a essere molto equilibrati, però tante volte anche molto indecisi, e probabilmente qualche patema d'animo verrà proprio dal settore della famiglia.
comporterà maggiore laborio mentale. Bene, io ho dato le previsioni del giorno, comunque è un giorno direi fortunato perché siete online con noi, quindi vuol dire che almeno una connessione internet, un cellulare funzionano. Funziona, e questo è un l'avete. piccolo passo nella giusta direzione. Possiamo salutare anche i nuovi amici che ci hanno salutato, che sono Italia Mastroianni, ciao Italia, che ormai Asia. Ecco, noi abbiamo tanti amici che ci seguono anche dall'estero, anche come si suol dire, dall'Italia, perché siamo in Sicilia, quindi quasi estero. Quasi estero. Veramente siamo noi quasi all'estero. Già vero, noi siamo giù, noi siamo qui all'estero. No, scherzo, è una regione bellissima, se vi capita venite quasi un continente. La Luigina dice qualcosa, grazie. Sì, grazie. Esatto. Allora, noi ieri abbiamo parlato di 2 circuiti nuovi, nel senso che noi li avevamo già da mesi, li avevamo studiati, li avevamo messi in campo, che sono questo qui, che li ha ideato il De Garda, lo ripeto, questo qua, che potete sempre trovare nei migliori siti online e chiaramente gratuiti e gruppi, e questo, E il De Garda ieri ha fatto una filippica di quello. Non è vero, ha parlato lui. Sì, vabbè, però era lei che mi ha scritto ai messaggi Bigini, io Bigino qui per me. E oggi il De Garda... Ciao Dana, buongiorno. Ciao Dana, grazie di essere qui con noi. Oggi il De Garda ci spiegherà questo che ha ideato lei, che praticamente ho molto conosciuto. L'ho talmente ideato io che c'è solo il suo nome. No, lei l'ha idea, ma dovete capire che lei la idea è la mente, ma il braccio, il manovale, quello che fa la cattedrale è sottoscritto. E poi voglio dire anche questo qui, per il semplice fatto che è molto importante, vedete l'occhietto di Horus che ci guarda tutti anche in quei posti in cui non bisognerebbe guardare. Bene, puoi iniziare a parlare di questo bellissimo circuito. Io? Non eravamo rimasti? Fallo pure te perché so che era oggi... la tua rubrica? No. I deleghi? Va bene, allora diciamo che mi prendo la briga di raccontarvi i simboli occulti, poi il resto lo spiegherà lui, così che esatto. Capirete voi stessi l'importanza di questo circuito e su che piano va a agire. Allora, già ieri parlavamo dell'Aleph e di come sia una lettera importante a valore gematrico 1, dunque porta con sé le vibrazioni dell'1, ma anche degli inizi, dei principi, perché diciamo che la sorgente, scusa ti sto coprendo. Scusate, sono anch'io, sono qui dietro. Sì, allora vabbè, l'avete in mente, l'avete visto. Allora l'Aleph è connesso al valore appunto sapete come negli aeroporti. Sì. Cerchiamo mister. Allora, dunque parla di nuovi principi, nuovi inizi, connessione con la sorgente, ma è chiaramente già un qualcosa di staccato dalla sorgente, perché è semplice, la sorgente è valore 0, è il punto 0 della creazione, e però per incominciare a creare, cioè il punto 0 non è la creazione, ma è tutto ciò che c'è al principio, prima ancora della creazione, e dunque quello che è sempre presente. Infatti lo 0 è un cerchio, no? In fondo quando scriviamo 0, anche se lo facciamo vale, però in realtà lo 0 è un cerchio, la perfezione assoluta, che basta a se stessa. Ma comunque voglio fare un po' stile, che la nostra mente non riuscirà mai a comprendere. Esatto. Cioè noi possiamo stare qui mesi a raccontarvi la teoria, ma alla fine non riusciremo mai a comprendere, perché non è stata creata per riuscire a capire la creazione. Esatto, cioè lo 0, no? Cioè non è che è difficile, è impossibile. Noi possiamo arrivare all'1, lo 0 non ci è dato, cioè possiamo a livello mentale ipotizzare. L'unico 0 che possiamo raggiungere è lo 0 in banca, quello ecco, anche sotto 0. Ma lo 0 spirituale è una chimera, è qualcosa proprio che giusto la parola. Ma anche perché, scusate, c'è un altro dettaglio, lo 0 spirituale significa che si rinuncia completamente alla propria individualità. Cosa significa? A quel punto ci si va a dissolvere completamente nella sorgente, e capita, qualcuno lo fa, ma chiaramente non è più l'uno, non è più individuo, esatto. Diventa un tutto con la sorgente. E dopo lì si vedono solo colori. Anche lì
appunto anche lì non si ha una percezione, non è possibile descrivere lo zero proprio perché una volta che ci si fonde dentro non c'è più una personalità a interagire o a parlarne. Lei sta dicendo che se uno è fuso non è che ha raggiunto lo zero, no? No, quella è un'altra cosa. Io trasfugo perché magari qualcuno si collega adesso, non ci ha mai visto. Quella è un'altra cosa. Quella è fatto del neuro. La fusione animica e spirituale è un'altra cosa, significa che si è raggiunto un grado di perfezionamento tale per il quale si rinuncia volontariamente alla propria individualità, ma non è una cosa che la sorgente ci chiede, è una cosa che si decide a un certo punto per libero arbitrio, ma ad arrivare là, cari miei. Allora, torniamo all'uno. Dunque l'uno è tutto ciò che comincia a manifestare, così come Dio manifesta se stesso. Dunque dallo zero, per rendersi manifesto, nasce l'uno, cioè il numero che segue dopo. A questo punto il senso, più o meno, ho cercato di spiegarlo anche ieri, il senso dell'Aleph sono i nuovi principi, ma anche la stretta connessione con la sorgente. La sorgente manifesta e non l'immanifesto. Allora, a questo punto vediamo che già abbiamo un valore molto importante che viene impresso tramite questa vibrazione dell'Aleph a tutto il circuito e di conseguenza al testimone. Cosa abbiamo qua all'interno del cerchio? Come abbiamo detto prima, il cerchio è connesso allo zero, il piano della perfezione spirituale massima. Dunque tutto quello che è dentro un cerchio si presume sia perfezionato, perfetto, ok? Solo l'essere umano può entrare dentro un cerchio. Se per esempio parliamo da un punto di vista esoterico, il cerchio è quello che si disegna intorno il mago al momento della ritualistica. Dunque, per entrare nel cerchio accetta di essere una cosa sola con la sorgente. Dunque in quel momento si presta ad essere manifestazione della sorgente, deve essere perfetto e accetta di essere perfetto. Dunque anche qua abbiamo un altro valore molto importante. Certo, in radionica il cerchio è un valorizzatore anche, no? Serve a imprimere, poi per esempio maggiore il numero di cerchi usato e maggiore la forza e anche la rapidità di lavorazione del circuito. In questo caso c'è un cerchio, ma più che sufficiente, anche perché questo simbolo è molto importante, molto forte. All'interno vedete che c'è una croce, ma c'è anche una specie di diagonale qua, no? Cioè, non so come muovermi a specchio, comunque qui e qui. Allora, entreremo poi nel dettaglio, chiaro qua non si vedono i colori, ci sono sfumature di grigio che lasciano intuire che in origine il file originale è a colori, lo trovate infatti a colori, ed è importante perché? Perché abbiamo intanto il piano spirituale che è il braccio verticale, che incontra il piano materiale, che è il braccio orizzontale. Dunque, cosa vuol dire qua? Che indirettamente viene ribadito il valore dell'essere umano, che è esattamente l'incrocio dei regni, delle forze spirituali che vivono nell'essere umano, nel corpo fisico, e la sua fisicità che è sul piano materiale. Dunque, questo è un simbolo di perfezionamento massimo. Cos'altro ci viene detto? Perché è un simbolo di perfezionamento massimo? Perché intanto tutti i bracci hanno la stessa dimensione, dunque è in perfetto equilibrio. È diverso per esempio una croce dove una delle gambe è più allungata, come per esempio può essere la croce cattolica, no? In questo caso tutte le forze di questi due piani sono perfettamente allineate. Allora, non solo questo, c'è anche un altro aspetto simbolico associato a questa croce ed è quella dei 4 elementi. I 4 elementi che sono la base del tetragrammaton, vale a dire le 4 forze della creazione. La quinta forza è lo spirito ed è indirettamente contenuto non solo nel cerchio, ma anche all'incrocio. Ok? Perché dove si incrociano i due bracci c'è il massimo perfezionamento e il massimo punto di equilibrio, dove si esprime lo spirito. Allora, le 4 forze sono, lo sappiamo,
in ordine di discesa dai regni spirituali e dunque dall'etere, cioè il piano dello spirito, abbiamo il fuoco, segue l'aria, che occupano entrambi il piano verticale, il fuoco verso l'alto, ok? È il simbolo del triangolo col vertice verso l'alto. Quando si saluta l'elemento fuoco lo si porta a questa altezza. Poi abbiamo l'elemento aria, ok? Che segue ed è tra l'altro ammortizzatore fra il fuoco, che è la forza elettrica, e l'acqua, che è la forza magnetica. L'aria ha la qualità elettromagnetica. Dunque qua in questo simbolo c'è impressa anche la forza vibratoria e vibrazionale di queste forze, ok? Dunque è straordinario, teniamolo a mente. L'aria ha un altro simbolo, almeno a livello manuale, ed è questo, l'avete visto nella statua di Atlante che sorregge il mondo, no? Questo è l'aria ed è il segno di come sui piani mentali il progetto è di sostenere il creato e la creazione, ok? E questo è un altro simbolo. Abbiamo il piano orizzontale, ok? Che è formato da terra e acqua. Allora, visto che abbiamo parlato dei saluti, di come si salutano gli elementi, sappiate per completezza che l'acqua si saluta così, all'altezza del cuore e con il triangolo verso il basso. La terra, e qua, cari miei, capirete quanto era esoterico tutto l'apparato militare tedesco. Ma anche italiano, Anche italiano, che il saluto della terra è con il esoterico, aspettate, così. A 45 gradi. Cari miei. Quindi, scusate, adesso qui entro con una battuta. Sì. Quindi capite che quando il duce parlava e vi salutava, o quando il Führer stava lì a parlare 100.000 persone, che aveva tirato praticamente dallo schiavismo, no? Fuori un popolo che aveva perso la prima guerra mondiale, praticamente i tedeschi strisciavano per terra a Berlino, morivano di fame per strada, no? Quando è entrato il Führer e soprattutto Heinrich Himmler e ha incominciato a dare al popolo queste conoscenze esoteriche, no? Anche senza che il popolo potesse capire, ma il subconscio del popolo lo capiva bene, esatto. È chiaro che questi due personaggi, sia il duce che il Führer, hanno dato qualcosa alla loro popolazione che gli altri statisti e politici non hanno mai dato. Allora, chiaramente era importante dirlo, aprire questa parentesi, perché ovviamente l'elemento terra ha le qualità di condensazione, ma perché si condensi si deve accettare che esistano delle forze superiori. Dunque quel saluto è come se ci si sottomettesse alla volontà superiore e ci si facesse da tramite, proprio per condensare la volontà superiore. Dunque è una cosa che ci tenevo a dirvi perché è importante. Comunque, torniamo di nuovo a questa croce. Vedete che negli angoli ci sono queste specie di cosine grigie più scure che incrociano come formare una X. All'interno c'è ancora un'altra cosa che è il pentalfa, poi lo vediamo. Ma allora, partiamo dal fatto che ci sono delle lettere ebraiche nei quattro bracci. Ognuna è una lettera del Yod He Vav He, del sacro tetragrammaton, che per gli ermetisti è l'applicazione massima delle forze della creazione, perché come ho detto ogni lettera è associata a uno degli elementi, e dunque cosa stiamo dicendo? Intanto che il mondo si fonda sull'applicazione di queste forze, ok? Come ho detto seguono l'ordine fuoco, forza elettrica, aria, forza elettromagnetica, acqua, forza magnetica, e terra, possiamo dire, forza di condensazione, che poi è quella che, per esempio, si esprime anche nella forza di gravità, che si esprime nella durezza, nella solidità, che tiene agglomerate le cose. Dunque, diciamo che non ha un vero e proprio nome, ma si capisce che tutto ciò che è a livello di potenziale si esprime solo grazie a questa forza, altrimenti non può riuscire. Un altro simbolo occulto che parla di questa forza, di questa legge, è il quadrato. Dunque
ok? Siamo sempre nella numerologia, ma nella similitudine delle vibrazioni. Allora, il sacro tetragrammaton, attenzione, le rose, che nell'originale sono rosse, sono il simbolo del massimo perfezionamento, che è insegnato nell'alchimia, perché noi abbiamo le 3 fasi alchemiche di trasmutazione della materia grezza alla materia perfetta. Cos'è questa materia grezza? Il potenziale dell'anima dell'uomo, il nostro piombo, diciamo così, la nostra materia grezza. Allora, cosa succede? Ci sono 3 fasi. La fase al nero, nigredo, che è la fase di destrutturazione, dove c'è la putrefazione, vale a dire che si rimuovono le spurie della nostra personalità e tutte le parti che non servono più nel nostro sviluppo e nel nostro percorso. Dunque c'è una destrutturazione. Non significa una distruzione, ma una come dire, guardate un frutto marcisce, è chiaro che se noi non cogliamo l'occasione di mettere quel frutto nella terra, quel marcire non produrrà un nutrimento alla terra, ma se noi lo mettiamo nella terra, quella va a nutrire. Dunque è quello che succede a noi se facciamo bene tutte le fasi. Dunque la fase al nero ci permette di alimentare il nostro terreno spirituale. Si passa poi alla fase albedo, vale a dire che dal buio, dalla notte dell'anima, cioè dalla trasformazione delle nostre parti più problematiche e dunque al ritrovamento dell'equilibrio andiamo al giorno, dunque alla nuova vita, una rinascita. Sì. Ma il grado massimo di perfezionamento è la fase rubedo, dunque è associata alla rosa rossa. Ricordatevi che è un simbolo importantissimo la rosa rossa, un simbolo di massimo perfezionamento. Per questo lo trovate per esempio nei testi di Rosa Croce, lo trovate in certe immagini esoteriche ed è fortissima, ok? Proprio come simbologia. Anche in questo caso ne sono 4 perché comunque avviene attraverso queste 4 forze. Guardiamo bene però. Vedete che c'è un pentalfa? Scusate, qua, ok? C'è una stella a 5 punte. Anche nella stella a 5 punte ci sono delle lettere. Le lettere sono praticamente le stesse del tetragrammaton, ma c'è un'aggiunta importante, che è l'aggiunta della Shin. Allora, anche qua altro piccolo passaggio. Allora, le 4 lettere Yod, He, Vav, He purtroppo non andrebbero lette come un'unica parola, ma sempre solo lettera per lettera, perché questo non è proprio un nome, ma è un acronimo, cioè questo delle 4 forze del tetragrammaton, però viene spesso detto Yahweh. Purtroppo in termini dispregiativi da persone che non sanno veramente di cosa stanno parlando, perché stiamo parlando delle forze della creazione, non stiamo parlando del creatore. È chiaro che poi in un'ottica di questo tipo sembra essere un demiurgo, ma in realtà sono le forze che condensano i piani spirituali. Quali sono questi piani spirituali? Da dove provengono e come fa l'essere umano a entrarne in contatto? Attraverso la Shin, ok? Che è quella lettera che sembra un tridente, non so se lo vedete, in alto nella punta, nel vertice superiore della stella a 5 punte. Ecco, questa lettera rappresenta l'equilibrio delle polarità attraverso la conoscenza, e dunque la Shin cosa dice? Che se noi studiamo, se noi conosciamo le leggi della natura o comunque divine, attraverso questa conoscenza c'è l'elevazione spirituale. Infatti, Yod He Shin Vav He può essere traslitterato come Yeshua. Yeshua chi è? Gesù. Chi è Gesù dunque? È il Cristo. E chi è il Cristo? L'uomo che conosce, l'essere umano perfezionato che ha la conoscenza dei regni spirituali superiori. Scusa un appunto, non quello che hanno messo in croce lo spot elettorale di 2000 anni fa, quello che passava in giro per Israele a piedi nudi, che era figlio del falegname, non quello lì, no, perché sennò la gente dice questo qui è cattolico, no,
sta parlando di un altro Cristo. Io parlo del Cristo come massima espressione di perfezionamento dell'animo umano, perché il massimo grado di perfezionamento dell'animo è il Cristo. E dunque questo è un circuito che vi spingerà o comunque vi influenzerà benignamente a raggiungere i massimi gradi di perfezionamento attraverso un nuovo inizio. Tra l'altro la Lef, che è riportata anche proprio al centro del pentagramma, scusate, di questa croce, è una delle lettere madre. Per chi studia Kabbalah, nel Sefer Yetzirah sa di cosa sto parlando. La Lef è una delle madri insieme alla Shin e insieme alla Mem. Dunque sono lettere che parlano di unificazioni e di vibrazioni talmente superiori che sono fondamentali. Dunque immaginate il beneficio che può portarvi questo circuito. Io ovviamente spero di non avervi annoiato, ma mi piace che voi sappiate è bello cosa sapere fate. queste cose perché gli ho insegnato bene. Comunque, morale della favola, come si usa alla fine questo circuito? Perché insomma il mio topolotto a un certo punto la devo tenere un po' a freno perché sennò inizia con le sue fisiche, e oggi alle 4 saremo ancora qui a parlare di questo circuito. Per fortuna ne ho fatti 2, così arriviamo alle 8. No, ma a parte questa cosa qui, a parte la battutina, no, che è cattiva, perché voi state soffrendo, volete andare via, ma dite no, io non vado via se non c'è quello vicino a me, non ce l'è. Allora, morale della favola, la storia è così. Questo è un circuito che dovreste in teoria usare tutti, proprio perché anche per quelle situazioni veramente disastrate in cui si vede, accendete la luce la mattina e vedete sempre buio. Ci sono quei giorni, no? Ci sono persone che vivono quel giorno copia e incolla tutta la vita, però questo circuito è un aiuto, non è una cardiospirina, ma è un aiuto a cercare di avvicinarsi sempre di più a quella conoscenza cristica, no? Che scusate, lo ripeto, non ha niente a che vedere col cristiano, col Gesù cattolico, capite? Però è sicuramente una spinta, un nuovo inizio a cercare un senso superiore nella vita, esatto, e ad aprirsi alla conoscenza superiore. L'idea sarebbe che bisognerebbe mettere il vostro, chiaramente lo ripeto sempre, bisogna sempre chiedere al pendolino sì e no, perché noi non è che vogliamo coercizzare qualcuno a dire adesso non vogliamo creare una setta, un gruppo, no, 20 euro o 45 minuti però non vogliamo coercizzare nessuno. Voi chiedete al vostro pendolino ma lei lo devo usare, se no questo circuito va bene per me, è adatto a me, e certo, e poi sempre ricordatevi cerchi di fuoco e ovetto colorato, perché dovrebbero essere il mondo, ogni tanto vedo il rovescio, potrebbe esserci sempre delle forze che vi spingono a non usarlo, perché questo circuito, come vi ha spiegato il mio topolotto, funziona anche se non ci credete. Ci mettete la vostra fotografia, è meglio da quando eravate un po' piccolini, così che incomincia a agire anche retroattivamente. Non è come si chiamano quelli che andavano a cercare le tasse da qualche anno fa, che poi l'hanno chiuso? Equitalia? Non è come Equitalia che vi viene a cercare le tasse, funziona, non è Equitalia, è un circuito gratuito che potete trovare nei migliori gruppi Facebook, lo ricordo, quelli di Legare Moneta. Sul sito l'hai messo? Sul Ricordiamo il sito? Il sito del capitano.intervista, che è di Legare .org. Non lo dico perché sembra un pochettino, sapete, un pochettino spinto, no? Allora lo lascio di così, no? Perché org, sapete che organization, via. Questo circuito funziona anche se non ci credete, e potete mettervi la foto anche di quando c'è la prima comunione, la concorrenza a lui non ne frega niente, no? L'importante è il succo, no? E praticamente è un circuito di benedizioni, no? In sintesi, cioè ecco, ricorda questa cosa della foto, del fatto di mettere a tutti ai nostri amici. Beh, certo, bisogna mettere la foto, è meglio, cioè è chiaro che se uno che tipo di foto? La foto di quando erano bambini, perché? Perché chiaramente al corpo eterico, cioè nell'eterico il tempo è un po' diverso da qua, no? E quindi se noi lo mettiamo quando i bambini erano piccolini, va a catturare le forze eteriche di quel bambino lì quando era piccolino. Va già a lavorare a partire da quel momento, dunque cominciamo a ricevere benefici indirettamente. Quindi molte legnate che se siete arrivati fino a qui non avete preso, se attivate questo sicuramente vi ha dato una mano a evitare questo. Quindi diciamo che è il top della gamma che potreste trovare e
vi devo dire un'altra cosa. Quando l'abbiamo messo, il Degarda non voleva, nel senso che diceva prima lo spieghiamo, poi lo diamo. Il vostro Marietto, sapete, diceva ma diamolo, va, che poi dopo quando lo stampano così ce l'hanno già. E alla fine ho vinto io, perché il Degarda mi lascia sempre vincere, no? Perché sa che... Allora, però c'è stato qualcuno che subito ha incominciato a criticarlo a destra, a sinistra, sui vari social, no? Che l'abbiamo postato. Lasciate stare i merli di sventura, no? Seguite il vostro istinto, stampatelo e mettetelo lì. Funziona anche se non ci credete. Potete anche mettere gente che voi in un certo senso volete proteggere, magari lui non gli interessa niente. Cioè questo qui funziona anche se quella persona che mette dentro... Ok, diciamo che in questo caso, essendo uno stimolo a un Esatto. percorso spirituale, è chiaro che limitatevi a voi stessi e Certo. sempre chiedete, come abbiamo detto prima, il sì e il no, Certo, se è adatto sì, a voi. certo. Però voglio dire, se proprio... È vero che una tartaruga non può diventare un'aquila, su questo tutti sono d'accordo, però un aiuto, la speranza è l'ultima a morire, Chissà, magari non voleva diamo chiamare una speranza a questo circuito, però noi... Allora, intanto salutiamo Mauro e Tiziana. Ciao Mauro, Tiziana. Ma anche Ghi. Nuove, la Luigina, la Dana. No, Luigina l'avevamo salutata prima, Il Gaia. piccolo Alzheimer funziona sempre. Nuova, esatto, sì, La sì. salutiamo anche lei. Bene, Dunque, e poi io penso di aver detto di essere stato esaustivo con questo, fatto parlare a lei, non fai fare, e passiamo al prossimo. Voilà, eccolo qui il prossimo. E il prossimo, questo qui l'ho ideato, dovevamo trovare delle forme, questo qui serve più che altro avere una visione quando veramente siamo un po' ciechi. Quando alcune volte vi alzate la mattina, vedete tutto buio, l'ho già detto prima, ma capito, un po' di Alzheimer per quello che mi va. Cioè, quando la mattina voi vi svegliate e vedete tutto nero, no? E non avete 20 euro per contattarci e chiedere Maria. Ciao Maria, e non avete 20 euro per poterci chiamare, allora io vi do un aiutino, un ticket. Questo circuito serve praticamente a cercare più che altro non una soluzione, ma una nuova visione della vita. No? Sì, ma vi dà possibilmente anche delle soluzioni che arrivano per intuito. Esatto, bravo. È un circuito molto semplice, sempre la stessa teoria funziona anche se voi non ci credete, può essere utilizzato massimo un mese, chiaramente chiedete sempre al pendolino sì o no, se va per voi, perché ci sono alcuni circuiti, ci sono molti circuiti che fanno tutta la stessa identica cosa, no? Solamente che in un determinato periodo di quell'era è stato creato, no? E andava per la maggiore, no? Però ci sono altri circuiti che fanno stesse cose creati in altre ere, no? Ad esempio sulle piramidi ci sono tanti circuiti che in queste ere non sono stati utilizzati, ma in quel periodo lì erano molto applicati e apprezzati. Per chi sapeva leggere e scrivere, praticamente per l'1% o l'1 per 1000 della popolazione. Oggi invece noi abbiamo internet, abbiamo tantissima bella gente che ci telefonerà per 20 euro. È un plagio. A me gli occhi. Mi sta ipnotizzando. No, allora, diciamo invece una cosa curiosa e anche utile. Allora, il segno dell'Uruboro, Ouroboros, dipende da quale lingua venga utilizzata per dirlo, e rimanda di nuovo non solo alla perfezione dello zero, ma anche occultamente il mondo, il creato che mangia e nutre se stesso, e si nutre di se stesso. Dunque anche questo indirettamente parla dell'infinito, della nascita e della morte, dunque richiama in un certo modo il circuito di ieri con quell'8, però parla sempre di un perfezionamento, perché ovviamente tutto dove c'è la forma sferica significa appunto che avviene un perfezionamento, però attenzione, attraverso mangiare se stessi. Lo so che è una cosa strana, ma se vedete il drago qua mangia la sua propria coda, dunque si autodivora. Cosa divora di sé? La parte al nero, ok? Cioè la struttura, la parte che va corretta e rettificata. Esatto, sì. Ok, l'altra curiosità, l'occhio di Horus. Che cos'è? Intanto chi è Horus? Horus è il Cristo.
è il Cristo, il primo Cristo raccontato, figlio appunto di Iside e di Ra, diciamo, non me lo ricordo più. Comunque, è il Cristo. Dunque, quest'occhio, che cos'è l'occhio spirituale? Tra l'altro, se cercate su Google, esiste proprio la foto di un cervello sezionato, e sezionato a una determinata altezza crea proprio questa forma, perché è all'altezza della ghiandola pineale. È una cosa straordinaria come gli egizi avessero questa conoscenza, è ignoto a noi, non lo sappiamo, però ce l'avevano. E dunque per questo il Marietto diceva usatelo per una nuova visione delle cose. Ma magari hanno visto YouTube noi, sono andati in futuro. Beh, se erano in grado di andare nel futuro devono venirci a spiegare come si fa. Allora, ok, dunque questo è una spinta a sviluppare appunto tutti i doni di matrice spirituale, la nostra visione interiore che è connessa appunto, non è una visione fisica, ma è una visione chiaroveggente, una visione legata appunto al... Sta dicendo che non è Netflix, né? È un'altra cosa, no? Perché ci sono alcuni che dicono, ma cos'è una carta, non paga Netflix? No, spieghiamo, è una cosa a livello spirituale che serve per poter sviluppare, amplificare. Esatto, in funzione sempre del perfezionamento di noi stessi. Esatto, sì, perché, capite, dovete anche mettervi nei panni che è vero che c'è tanta gente che ci segue da parecchio tempo e ormai capisce che siamo riusciti a scappare del neuro, però c'è tantissima altra gente che magari capita quegli altri, che poi che gli altri 400 che vedranno questi video. Noi parliamo di cose spirituali, no? Quando facevamo il segno così, non è che volevamo aprire un partito politico, stavamo parlando di cose strettamente spirituali, perché è vero che ad esempio il Führer e il Duce li hanno dipinti in un certo modo perché hanno perso, ma nella realtà erano anche dei personaggi intellettualmente altissimi che avevano un grandissimo compito per l'umanità, infatti ci hanno salvato ed essere armati, no? Questo è ci hanno provato, ci hanno poi hanno fatto la fine che hanno fatto, e il grande disonore che ne è seguito, ma sicuramente sì, esatto, però hanno provato. Questa non è politica, è solamente per farvi capire che da un punto di vista esoterico no, perché bisogna essere chiari, perché una volta mi contattano certe persone e pensano che noi stiamo facendo una campagna elettorale per non ci associamo a nessun colore politico. Questo è chiaro. Comunque ricordiamo sempre che questi circuiti li ha creati la nostra Hildegarda, li ha generati, li ha partoriti nel suo terzo occhio la nostra Hildegarda, più o meno così, giusto? E poi il vostro Marietto si è preso subito, ci ha messo la firma per far capire che anche lui qualcosina ha fatto, e poi li ha messi sul, come si dice, sui vari gruppi, i nostri migliori gruppi, no? E quindi questo è quanto. Domani ci saranno altri 2 bellissimi gruppi, giusto? E adesso il legale vuole continuare a dire qualcosa. Sì, chiudiamo con i nati del giorno. Dunque, abbiamo spiegato gli influssi e le previsioni di oggi, 30 settembre, anche grazie al... Buongiorno Monica. Buongiorno. Anche grazie appunto all'influsso di Mercurio, quale reggente di questa giornata, e vediamo invece i nati del giorno che ovviamente per il fatto di essere nati il 30 settembre hanno proprio le stesse costellazioni di cui ho già più o meno parlato prima con le previsioni del giorno, ma vediamo in che modo si applica questo tipo di costellazioni al loro carattere, alle predisposizioni che hanno nella loro vita, al loro destino, e quali possono essere per esempio le esperienze che possono vivere proprio per volere o per influsso delle costellazioni. Sì. Parliamo intanto del fatto che il dominatore del mese di settembre ancora per oggi è la costellazione Bilancia. Grazie Alma, perfetto. Dunque anticamente Bilancia come costellazione era reggente di tutto il mese di settembre, dunque dal 1 al 30. E ancora i nati di oggi ricevono questo influsso. Dunque, siccome questo giorno si apre appunto con la luna che
transita per primo nella costellazione Bilancia, si dice che questi siano tipi puri, hanno un forte carattere di tipo bilancino. Sicuramente sono portati a relazionarsi con gli altri, a vedere e cercare sempre la giustizia in ogni cosa, saranno molto equilibrati anche troppo in certi momenti, perché penseranno troppo, valuteranno le cose da troppi aspetti, questo potrebbe renderli magari a volte un po' indecisi, ma in realtà quando poi hanno chiarezza della direzione da seguire, poi partono con grande intelligenza e soprattutto grande equilibrio. Il loro scopo comunque è sempre quello di mettere gli altri un po' avanti a sé, e in qualche situazione possono sperimentare delle delusioni da parte di amici, soprattutto laddove vanno ad aiutare. Questo ce lo dice la costellazione Cancro in chiusura, purtroppo, perché Cancro porta degli aspetti di illusione, soprattutto quando è all'opposizione, e dunque tendono a idealizzare le persone con cui entrano in contatto. Anche il Cancro stato terminale, insomma. Insomma, eri pronto con questa battuta? Cercavi solo di entrare. Non ci faccio. È più forte di lui. Allora, cos'altro ci dice intanto questa serie di costellazioni? È che comunque la fortuna sarà media, di tipo oscillante, a volte un po' meglio, a volte un po' peggio. Ci sono altri nati in altri momenti dell'anno che ricevono molti aiuti superiori sicuramente, o hanno più fortuna, altri meno. Questi, diciamo, medi stanno lì. Allora, sfigati a metà. No, vabbè, anche fortunati a metà potremmo dire. Allora, cosa dobbiamo temere però con queste costellazioni? Intanto, da un punto di vista psicofisico, la presenza di Acquario in opposizione ci spiega come dovranno monitorare sempre le questioni legate alla circolazione, ma anche le cose a carattere ereditario e occlusivo, perché comunque Acquario anticamente era associato a Saturno, oggi è più Urano, ma comunque Saturno continua a mettere il suo influsso anche in Acquario. Dunque tutto ciò che ha carattere ereditario, occlusivo, legato alla circolazione, agli arti inferiori in particolare, deve essere monitorato. Anche la predisposizione, non so se c'è qualcuno nato in questo giorno che sentirà, la predisposizione per esempio alle emorroidi. Questa è un colpo basso, un colpo basso. Dice? Io ho capito chi è, Stella e Luce. Ciao Tiziana. Sì. Ok, allora, che altro possiamo dire di questi nati? Purtroppo la presenza della costellazione Scorpione subito a seguire spiega come periodicamente, o comunque in alcuni momenti della loro vita, affronteranno dei lutti o delle perdite nell'ambito dei loro familiari, con ovviamente qualche ovviamente dispiaceri e amarezze. Mi raccomando però, la cosa su cui devono fare maggiore attenzione è di non dare troppa fiducia agli amici, perché tenderanno a vedere gli amici. Per le emorroidi. No, un'altra cosa, Cancro in chiusura predispone questi nati a gastriti, fastidi di stomaco, ma sicuramente saranno per questioni emotive, tendono proprio a somatizzare le delusioni in questo modo. Mi raccomando, se date una mano a qualcuno, dimenticatevi di averlo fatto, perché non saranno grati e vi tradiranno purtroppo. Dunque non fate affidamento alla lealtà che voi vedete, ma perché siete voi a trasferirla, a proiettarla sugli altri. Ok, comunque sono delle belle persone, sicuramente belle anche fisicamente, hanno buon gusto, sono persone armoniose, armoniche, belle persone da avere vicino. Bene, io penso che per oggi ho detto tutto. Sì, hai detto tutto? Ciao! Vuoi bere il sete? Hai parlato tanto. Torno a giocare col secchiello e la sabbietta. No, dopo passo l'aspirapolvere, così. Allora, avete visto che anche oggi siamo stati con voi 40 minuti, ci è piaciuto che voi ci seguiate, ci fate pure anche un po' di pubblicità
pubblicità, nel senso che magari potete portare qui i vostri amici e quant'altro. Se vi fa piacere condividete i video, i se video, ritenete interessanti gli argomenti, cioè non è che vi dovete sentire in d'obbligo, però se lo fate nessuno si offende. No, ci date una mano. Ci date una mano, perché noi abbiamo iniziato questo percorso, come si dice, divulgativo. Chiaramente sappiamo già che molti probabilmente non è che saranno gelosi, non ho detto che saranno gelosi oppure cercheranno di metterci bastoni tra, non l'ho detto, non lo penso nemmeno, però sapete che durante questi percorsi di divulgazione c'è sempre qualcuno che ogni tanto scivola e mette magari qualche commento inappropriato. Siamo consapevoli che verrà questo, noi continueremo nel nostro cammino a divulgare. Vi voglio però ricordare anche che alla sera, stasera ad esempio, avremo le Sibille con il De Gadda che le farà lei e io userò il pendolino. Alle 20:30 stasera. Sì, e dunque stasera se volevate fare domande, mi raccomando, non fatele adesso. Arrivate presto stasera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sul canale YouTube della Hilde, ma anche sulla pagina del Marietto. Sì, ve lo mettiamo sulla pagina del Marietto, perché avendo 3.300 amicizie, qualcuno per sbaglio vede. Potrebbe anche vedere. Per sbaglio. Allora, vi ricordiamo che quando noi, siccome ci collegheremo da 3 canali, noi non abbiamo l'ordine di domanda che vedete voi se vi collegate da un canale soltanto, perché a noi il programma che usiamo per la diretta ce li mette in ordine di arrivo da tutti e 3 i canali. Dunque non pensate che noi vi saltiamo, noi leggiamo in base all'ordine di arrivo sulla piattaforma da cui trasmettiamo in diretta e che ci fa confluire le domande di 3 canali diversi. Dunque non saltiamo nessuno, ricordatevi però di venire presto, perché avendo una finestra di tempo di 40 minuti, mezz'ora, perché lo fondiamo, cioè io fondo, lei non lo so, ma io proprio... saltiamo da una scia energetica a un'altra, dunque mi raccomando, arrivate presto per avere più possibilità di risposta, lasciate spazio se avete avuto una risposta recentemente alle persone nuove, perché è un diritto di tutti avere la risposta e insomma ricordatevi una domanda precisa, senza doppia opzione, il vostro nome e la vostra data, non ci interessa il cognome, però questo è importante. Se chiedete di qualcuno, nome e data dell'altra persona. Esatto, e anche DNA, se avete il DNA molto meglio. La targa, il codice fiscale, insomma tutto quello che potete, però non dovete scrivere. Poi un'altra cosa, è importante che se per disgrazia siete un po' lanciati, scrivete nome e cognome sulla domanda, sarebbe meglio che dopo la cancellate, perché capita non la lasciate là se c'è per privacy, no, perché non vorremmo lo diciamo per voi, perché a un certo punto no, perché alcuni mettono nome, cognome, indirizzo e tutto. Va bene. Io devo fare una telefonata e poi io avrò un consulto, dunque... pensavo che ti scappava nella tua rete. No, però a me sì. Allora, sentite, cari amici... avrà premura. Allora, cari amici, questa sera 20:30... Su tutti i canali tutti i canali che conoscete. Il migliore del Marietto e il diario del Marietto. E del Marietto e gli altri canali che ci sono. Buon proseguimento e buonissima giornata. Grazie. Grazie di essere stato nel mio canale. Grazie.